Rivolta nel carcere minorile di Treviso, materassi dati alle fiamme nella notte, alta tensione anche nelle ore successive, la protesta di una decina di giovani che chiedevano pasti particolari per il Ramadan. Il sindacato di polizia penitenziaria tuona, caos inaccettabile. Dagli alimentari ai servizi per la casa fino al costo della vita in generale, inflazione boom in Veneto, a Treviso i dati peggiori a livello nazionale, l'allarme di Confartigianato. Canne di bambù verdi per porre l'attenzione sul problema dei negozi sfitti. La performance dell'artista Freak of Nature è arrivata a Treviso e ha evidenziato visivamente quante siano le vetrine vuote nel cuore della città. Il giudice accoglie la richiesta, la procura di Pordenone sarà giudizio immediato per l'imprenditore bulgaro che ha provocato un incidente mortale nel quale hanno perso la vita Jessica e Sara. Non ricorda nulla dell'incidente il 25enne rom ritenuto responsabile dell'incidente sul terraglio in cui hanno perso la vita 2 donne, sarà trasferito in un centro di riabilitazione neurologica. Un maxi risarcimento, l'istituto di vigilanza Battistolli è quello che chiederà alla famiglia del giostraio ucciso dalla guardia giurata Massimo Zen se la condanna per omicidio confermata in appello diventerà definitiva. Traffico internazionale di carburante ed evasione delle accise, oltre 80.000 litri di gasolio di contrabbando e 3 autoarticolati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso. Autonomia, il PD regionale lancia le sue proposte per raggiungere l'obiettivo senza restare in stallo, abbandonare la richiesta delle 23 materie e focalizzarsi su 7 aree, chiesta una commissione speciale in regione. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque la cronaca in primo piano. Ripartiamo dalla vicenda della rivolta nel carcere minorile di Treviso, di cui abbiamo raccontato già nella prima edizione dei nostri telegiornali, con i materassi dati alle fiamme nella notte. Un'altra tensione che è rimasta anche per gran parte della giornata di oggi. Una protesta di 11 giovani che chiedevano pasti particolari per il Ramadan. L'attacco poi del sindacato di polizia penitenziaria. Sentiamo. Le urla, i mobili distrutti, i materassi dati alle fiamme, la tensione altissima scoppiata in tarda serata prima di essere sedata a notte inoltrata. Una rivolta che ha messo alla prova la polizia penitenziaria del carcere minorile. Si rischiava pure che rimanevano nelle proprie stanze con i rischi connessi, cioè perché poteva avvenire una intossicazione da fumo e con i rischi per loro ma anche per gli stessi agenti che comunque sono dovuti intervenire. Il clima è rimasto incandescente anche nelle ore successive per la gran parte della giornata, prima che alcuni dei responsabili venissero trasferiti. Una protesta scoppiata per i pasti ritenuti non adatti al periodo di Ramadan, osservato dalla gran parte dei detenuti presenti musulmani. Bastava che chiedessero, spiega il Sappe, la direzione è sempre stata disponibile. Questo non è un valido pretesto per poter mettere in scena una rivolta di questa portata. Quindi diciamo così che si è soffiato sul fuoco perché poi quando si crea all'interno dell'istituto una commistione tra persone che sono ultradiciottenni e minorenni si crea una sorta di miscela esplosiva. 11 su 13 hanno fatto scoppiare la rivolta, a guidarla dei maggiorenni entrati in carcere in età minorile e come prevede la legge con la possibilità di rimanere lì fino al compimento dei 25 anni. Una situazione inaccettabile, tuona il Sappe, bisogna cambiare questa legge che favorisce l'università del crimine nei minorili, altro che rieducazione. Per calmare gli animi e sedare la rivolta sono stati schierati numerosi poliziotti, richiamati anche quelli che non erano in turno. Sul grave episodio ora saranno accertate le responsabilità. Vanno individuati un pochino quelli che sono stati più facinorosi, un poco più protagonisti di questa rivolta messa in atto. Resta la preoccupazione in città. Nella casa circondariale di Santabona tutti ne hanno sempre solo parlato bene, anche da un punto di vista della qualità del servizio che viene offerto ai detenuti, quindi bisogna capire se è un caso isolato o se c'è qualcosa da correggere. Però ripeto, ne parlerò con il direttore e poi il fatto che siano i giovani i protagonisti è un ulteriore elemento di riflessione. Mi auguro che la direzione del carcere faccia chiarezza alle parole del segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, perché bisogna evitare che si ripetano situazioni come quelle vissute in queste ore che mettono a rischio la sicurezza di chi lavora all'interno della struttura. Critica anche la CGIL per bocca di Marta Casarin, segretaria della funzione pubblica. Da questi gravissimi fatti da condannare e che non devono ripetersi emerge un quadro per nulla
nuovo, ingestibile, fatto di carenze di personale, in particolare nell'area pedagogica, che aprono falle anche sul versante della sicurezza. Torneremo a parlare di cronaca più tardi, ma c'è un altro allarme che riguarda l'economia, lo conosciamo bene, quello dell'inflazione. I dati però, gli ultimi dati di febbraio sono impressionanti per la marca trevigiana, con dati addirittura i dati peggiori in Italia, non solo nel Veneto. L'allarme di Confartigianato. Alimentari, mobili, articoli e servizi per la casa, costo della vita in generale. Non c'è quasi settore dove la marca non registri un record negativo, e non solo in Veneto, ma in rapporto a tutto il territorio nazionale. L'analisi dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto ha rielaborato i dati Istat tra febbraio 2021 e febbraio 2022, esaminando il trend di 10 gruppi di prodotti e servizi per oltre 230 prodotti. Il quadro che ne emerge è una definizione tra le più azzeccate del periodo. Pandemia economica, come la chiama Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese marca trevigiana. L'inflazione, spiega, sta portando alla diminuzione del potere di acquisto della popolazione e mettendo in crisi le imprese, strette tra la morsa delle tasche vuote delle persone e l'incredibile aumento dei prezzi delle materie prime e delle bollette. È evidente che la provincia di Treviso ha un record che è quello delle esportazioni, ha un'economia collegata anche con l'estero e quindi per fortuna quella ha tenuto. Però questa ci comporta magari dei costi superiori rispetto ad altre province, perché evidentemente noi abbiamo magari consumi energetici, abbiamo tipo di produzione, abbiamo tipo di collegamenti lunghi e quindi i costi sono in più. Le cifre nel dettaglio sono impietose. In media il costo della vita in un anno nella marca trevigiana è aumentato del 6,1% contro la media nazionale del 5,1%. Nel comparto alimentare, Treviso febbraio 2022 è stata la peggiore in Italia, con un aumento dell'8,6%, quasi il doppio della media nazionale. Record di aumenti anche nei mobili, articoli e servizi per la casa con un più 5,3%, altro peggior risultato italiano. In termini assoluti il picco di aumenti spetta al sistema casa, colpa del caro bollette che ha fatto schizzare in alto i costi di ben 28,4% a Treviso contro il 27,8% del dato medio italiano. Altro settore fortemente penalizzato dall'inflazione, i trasporti che scontano il costo del carburante, segnando un aumento annuo del 9,6% contro il 9% nazionale. Unica nota positiva nel dramma generale, i settori dove i prezzi sono addirittura scesi. Accade nei servizi sanitari e spese per la salute, dove Treviso è tra le migliori in Italia con un meno 1,7% rispetto alla media generale. Tutto questo però non cancella il quadro generale nerissimo. L'appello degli artigiani, necessari interventi veloci per ridurre l'effetto deflagrante che questa situazione potrebbe avere sulla ripresa. E se noi arriviamo all'inverno in questa situazione, evidentemente abbiamo un cimitero sia nelle imprese ma soprattutto anche nelle famiglie, perché non possono reggere. Voci quasi tutte negative, c'è, lo abbiamo sentito anche nel servizio, qualche settore che invece regge, non è solo quello dei servizi sanitari ma anche quello della ristorazione, che resta in linea insomma con la media nazionale, va meglio rispetto ai settori che abbiamo visto nel servizio, e infatti i dati vengono confermati dal sondaggio effettuato da Confcommercio in vista della Pasqua. Almeno su questo punto insomma c'è qualche spiraglio, sentiamo. Sembra proprio che sia una Pasqua di resurrezione anche economica e commerciale finalmente, la prima Pasqua aperta dopo 2 anni e quindi le attese sono sicuramente in linea con le prenotazioni che sono già arrivate e che comunque si attendono nei prossimi giorni da qui a domenica. La ripresa finalmente si fa sentire e a Pasqua per ristoratori e panificatori il lavoro non mancherà. Lo annunciano con soddisfazione FIPE e Gruppo Panificatori di Confcommercio alla luce di un sondaggio effettuato nelle scorse ore su una trentina di attività. La ripresa c'è e le festività primaverile fanno da traino. Risultano attività in aumento soprattutto nelle aree collinari, nelle località che hanno una vista panoramica o comunque una posizione all'aperto. Molto bene anche il catering, che è un settore che era stato azzerato durante il lockdown e che invece oggi segnala una forte ripresa e tutto l'anno risulta essere ricco di prenotazioni interessanti confermate. Di contro c'è la carenza ormai cronica di personale, difficile gestire i picchi di lavoro. Rimane questa difficoltà di organizzare la forza lavoro rispetto agli ordini che arrivano e non è sempre facile, ecco.
Resta comunque uno scenario incoraggiante, malgrado la pandemia, malgrado il freno imposto dalla guerra in Ucraina, la sensazione è quella della vita anche economica che riprende per il terziario. Speriamo che appunto anche il passaggio dal 1° maggio a togliere le mascherine sicuramente darà anche psicologicamente un segnale di fiducia nella ripresa. Ci lasceremo un pochino alle spalle, come già capitato per gli altri anni, e la finestra difficile dell'anno, e apriremo invece le porte al periodo buono estivo, che ha sempre potuto garantire il sostentamento economico delle nostre attività. Resta una piaga, e non solo per Treviso, quella dei negozi sfitti nei centri storici. A Treviso ce ne sono e non pochi. A evidenziare visivamente queste vetrine vuote che mostrano appunto questo problema una volta di più ci ha pensato l'artista che si fa chiamare Freak of Nature, che ha già visitato con i suoi blitz diversi capoluoghi di provincia come Vicenza e Venezia. Questa volta è toccato a Treviso, guardate. Il simbolo è il bambù, che è il simbolo di rinascita e che serve appunto a focalizzare l'attenzione su qualcosa che non funziona. Sono apparse sulle vetrine ieri mattina tante canne di bambù verdi con una numerazione che mappa i negozi sfitti del centro città. È la singolare performance dell'artista Freak of Nature, tradotto letteralmente scherzo della natura. Identità celata ma non troppo. Di Banksy ce n'è uno solo, scherza, per un artista che ha deciso di sottolineare con le sue installazioni un problema che accomuna tanti centri storici. E così, dopo le principali città del Veneto, da Vicenza a Venezia, Freak of Nature è arrivata a Treviso. Tutt'altro che, come dire, lo scopo di creare danno, anzi vorrebbe essere un'occasione per tutte le parti interessate, proprio tutte, di mettersi a discutere di un problema che è sempre più grande. Dopodiché questo è chiaramente lo specchio della crisi economica che ci sta travolgendo. Ed in effetti colpisce il considerevole numero di vetrine spente, non nella periferia ma nel cuore della città come il Calmaggiore, anche se, nota l'artista, a Treviso meno che in altri capoluoghi veneti. Treviso è la migliore città che io abbia incontrato in questi 6 mesi di attività rispetto a questa cosa delle vetrine. È la città più tenuta meglio, la città più in ordine, purtroppo vuota come tutte le altre, quello sì. E proprio sulle iniziative legate alla rivitalizzazione della città durante la settimana, dal lunedì al venerdì, quando non ci sono agitanti e turisti, insistono i commercianti. Portare sicuramente prima di tutto più residenti in città e in secondo luogo comunque a portare la gente a venire a consumare dal lunedì al venerdì, ovvero in quei giorni in cui si può garantire la sussistenza dell'attività. Portare la gente a tornare a vivere la città durante la settimana, poi incentivare di nuovo i commercianti a investire nei centri storici, tra cui anche Treviso. A dare una svolta anche economica potrebbe essere certamente il raggiungimento dell'autonomia del Veneto. Oggi il Partito Democratico regionale ha lanciato la sua proposta per superare lo stallo. 1634 giorni di stallo dal referendum del 22 ottobre 2017, ma forse potrebbero essere mesi decisivi questi di fine legislatura per l'autonomia, non solo del Veneto, di tutte le regioni italiane interessate. Dalla storica sede di Padova del Partito Democratico, i vertici regionali Dem lanciano una serie di proposte per superare più di 4 anni di impasse in una logica contrapposta rispetto a quella che sinora è stata la madre di tutte le battaglie. Questo scorcio finale della legislatura, dopo 2 anni di pandemia, può essere utilizzato perché 2 anni di pandemia dimostrano che è necessaria una leale collaborazione tra Stato e Regioni e perché esiste una maggioranza parlamentare molto consistente che sostiene il governo Draghi, che potrebbe dare una spinta alla realizzazione di questo obiettivo. Noi ci siamo in Veneto, ci siamo a livello nazionale. E questa discussione non riguarda una sola persona, riguarda tutti i veneti. Per raggiungere l'obiettivo con l'ampia maggioranza di cui un simile provvedimento ha bisogno in Parlamento, si deve partire da una legge quadro su cui già la ministra Gelmini sta lavorando, ma anche la Regione deve e può fare la sua parte. In questo momento è necessario cambiare rotta e come Partito Democratico abbiamo voluto dire come si può fare. Si può fare innanzitutto abbandonando il feticcio delle 23 materie che devono essere, secondo il Veneto di Zaia, realizzate tutte e subito, ma individuando alcune materie sulle quali concentrare l'iniziativa e anche
pensando che le risorse finanziarie debbano essere date per l'erogazione di quelle materie e quello che riusciamo a risparmiare perché facciamo meglio ce lo teniamo in Veneto. 7 le materie individuate dal Partito Democratico Veneto e illustrate da Ivo Rossi, responsabile regionale sui temi dell'autonomia e del regionalismo. Il lavoro e le sue politiche, la formazione con gli ITS, il sistema di istruzione e formazione professionale, l'internazionalizzazione delle imprese, il governo del territorio sui fronti della rigenerazione urbana e del rischio sismico. Una discussione che va riportata nella sede naturale del Consiglio regionale con la creazione di una commissione speciale per l'autonomia. Torniamo alla cronaca e la cronaca giudiziaria, in particolare giudizio immediato chiesto e ottenuto dalla Procura di Pordenone per Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro accusato di omicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso dopo il tragico incidente costato la vita alla 28 le cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. I difensori dell'indagato, tuttora agli arresti domiciliari, stanno valutando di contrapporre la richiesta di accesso a riti alternativi che possano comportare per il 62enne uno sconto di pena. Se così non sarà, il processo a suo carico si aprirà l'8 giugno direttamente con la fase dibattimentale. Gli avvocati Loris Paladino e Gianni Massanzana, che difendono Traikov, stanno valutando la strada da intraprendere e si dicono determinati a ridimensionare la gravità delle accuse a carico del loro assistito. L'altro grande fatto di sangue lungo le strade della Marca è quello del Terraglio, la tragedia del Terraglio in cui hanno perso la vita 2 donne, le 2 amiche. Ebbene, non ricorda nulla dell'incidente Ronny Levakovic, il 25enne rom ritenuto responsabile del tragico incidente in cui hanno perso la vita le 2 donne. Sarà trasferito a breve in un centro di riabilitazione neurologica. Ronny Levakovic non ricorda nulla del tragico incidente del 24 marzo lungo il Terraglio a Preganziol, in cui con la sua BMW ha tamponato l'utilitaria su cui viaggiavano Mara Visentina e Miriam Cappelletto, di 63 e 51 anni, morte sul colpo. Il 25enne Roma ha subito dei seri danni neurologici, tanto che, oltre ad aver dimenticato tutto ciò che è successo dal momento in cui quella sera è salito in macchina a quello in cui ha iniziato a risvegliarsi in ospedale, non riconosce neppure uno dei 2 figlioletti. Per proseguire la riabilitazione neurologica sarà trasferito in un centro specialistico. Con il suo difensore, l'avvocato Francesco Murgia, ancora non è stato in grado di confrontarsi e nulla sa delle 2 vittime e dell'inchiesta a suo carico. Per quello che riguarda il mio assistito, egli ha delle condizioni psicofisiche estremamente gravi ancora e quindi non è stato neppure con me in condizione di dare nessun contributo per quello che riguarda il chiarimento degli avvenimenti. In mattinata si è svolto il giuramento del professionista a cui la procura ha affidato la perizia cinematica sui mezzi, l'ingegner Pierluigi Zamuner, lo stesso che ha eseguito gli approfondimenti sulla dinamica dell'incidente in A28 in cui hanno perso la vita le cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. L'attività vera e propria inizierà il 20 aprile nell'autosoccorso di Casale, dove sono custoditi i mezzi sotto sequestro. Tanto il legale dell'indagato quanto quelli delle parti offese hanno a loro volta nominato dei propri consulenti. È doveroso capire da un punto di vista giuridico esattamente quali sono stati gli elementi che hanno contribuito a determinare questa tragedia e in questo nessuno allo Stato è in grado di dare un giudizio corretto, perché la necessità è proprio quella di accettare questo avvenimento nella sua dinamica. Il resto sono illazioni. Ancora la cronaca giudiziaria, un maxi risarcimento all'Istituto di Vigilanza Battistolli è quello che chiederà alla famiglia del giostraio ucciso dalla guardia giurata Massimo Zen se la condanna per omicidio già confermata in appello diventerà definitiva. Se anche in Cassazione verrà confermata la condanna nei confronti di Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella che il 22 aprile 2017 a Barcon di Vedelago sparò per bloccare la fuga dell'auto su cui dei giostrai si allontanavano dal luogo di un colpo al bancomat, uccidendo il 36enne Manuel Maior, la famiglia della vittima chiederà all'Istituto di Vigilanza Battistolli un consistente risarcimento danni. Che è stato chiesto e che al momento è stato liquidato in via soltanto provvisionale per 180.000 euro, ma la nostra richiesta era di oltre 800.000 euro
per tutti i congiunti. In qualità di datrice di lavoro, sottolinea l'avvocato, la Battistolli deve rispondere del comportamento doloso del suo dipendente. Il legale di Zen, l'avvocato Daniele Panico, pur rispettando la sentenza, ha già annunciato il ricorso al terzo grado di giudizio contro la condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione confermata dalla Corte d'Appello, che invece per la controparte era scontata. Erano talmente evidenti determinati elementi che spingevano verso la volontarietà dell'omicidio. Il giudice di primo grado correttamente aveva parlato di un agguato teso dall'imputato nei confronti della macchina dei fuggitivi, che vi erano elementi, ritengo, assolutamente incontrovertibili che spingevano verso la volontarietà dell'omicidio. Un pronunciamento, quello della Corte d'Appello, che l'avvocato Crea ha comunicato ai familiari di Maior, che hanno accolto la notizia con sollievo. Certamente soddisfazione, perché è quello che avevamo sostenuto sin dall'inizio, ma soprattutto alcuni hanno sottolineato quasi paradossalmente la pazienza e la fiducia che la stessa famiglia ha manifestato nei confronti dell'attività degli inquirenti e della Procura trevigiana. Traffico internazionale di carburanti ed evasione delle accise, l'inchiesta è il blitz della Guardia di Finanza di Treviso. Dichiaravano di trasportare solvente organico, olio lubrificante o plastificante. Nella realtà le autocisterne trasportavano gasolio di contrabbando che veniva introdotto illegalmente in Italia dall'est Europa. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso si è concentrata sui mezzi pesanti in transito in A4 fermati nei pressi del casello di Venezia Est e dell'area di sosta di Roncade. Abbiamo portato a conclusione un'operazione di polizia giudiziaria che ha condotto al sequestro di 82.000 litri di gasolio in contrabbando e al sequestro dei 3 mezzi utilizzati per il trasporto stesso e la denuncia alla locale autorità giudiziaria dei 7 soggetti responsabili dei reati ascritti. I sospetti sono nati dalla documentazione presentata dagli autisti, incompleta e illogica. Illogica perché il prodotto veniva prelevato da raffinerie dell'est Europa ed era destinato addirittura in paesi stranieri, quindi sostanzialmente il posizionamento dei mezzi all'interno del territorio nazionale non giustificava neanche da un punto di vista economico il tragitto che si stava effettuando. Le analisi sul prodotto trasportato hanno confermato che si trattava di gasolio introdotto illegalmente in barba alle accise e ai vincoli per la circolazione nella comunità europea. L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del gruppo della Guardia di Finanza di Treviso, che sta addirittura intensificando proprio in questo particolare periodo che è caratterizzato da tanta incertezza e soprattutto da speculazione, specialmente sul settore energetico e dei prodotti petroliferi. L'hanno trovato in stato confusionale nel cuore della notte, seduto a bordo strada lungo la statale 50 del Grappa e del Passorolle nel comune di Santa Giustina, nel Bellunese. Recuperato dai vigili del fuoco un 88enne di Treviso. L'allarme era scattato poco prima della mezzanotte, quando l'uomo al telefono con il figlio aveva raccontato di non capire dove si trovava dopo essere riuscito a fare un giro con la sua auto. Mentre il figlio stava cercando di capire dove si trovava il padre, la telefonata si è interrotta senza più riuscire a prendere la linea, quindi è scattato l'allarme. Vigili del fuoco allertati e avuta una prima triangolazione del segnale telefonico, hanno iniziato le ricerche con una squadra di Belluno e una di Feltre nella zona tra Cesio Maggiore e Santa Giustina. Dopo 2 ore circa il ritrovamento dell'uomo in stato confusionale, ma fortunatamente stava bene. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, un altro lutto nella ristorazione trevigiana per la morte a 85 anni, ne avrebbe compiuti 86, pensate domani, di Carlina Favaro, notissima storica proprietaria della trattoria all'Alpino di San Pelaio. La donna era ricoverata per il Covid all'ospedale Ca' Froncello di Treviso, si è spenta appunto ieri intorno alle 18, lasciando ovviamente nel dolore tutta la famiglia e un'intera comunità. Il cordoglio è arrivato anche dal sindaco Mario Conte, che nella sua pagina Facebook ha scritto: Carlina era tra le figure più amate della ristorazione trevigiana, quella fatta di convivialità e sapori. Un abbraccio alla famiglia. A proposito di Covid, l'abbiamo annunciato già ieri, il via alla 4ª dose ufficialmente del NULS 2 si parte domani con la somministrazione per gli over 80 e la fascia 60-79 anni fragili. Al momento, come si è già detto, non è necessario
sottoporsi alla quarta dose di vaccino anti-Covid se si è contratta la malattia dopo le prime 3 dosi. Come sempre sono 2 le modalità: l'accesso diretto ai centri vaccinali secondo gli orari d'apertura oppure la prenotazione nel portale regionale. Questo portale regionale è disponibile per gli over 80, in fase di allestimento la prenotazione per le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni, appunto della categoria fragile. Tutte le informazioni nel sito dell'ULSS 2. Un altro servizio importante e nuovo: tecnologia, informatizzazione e anche inclusione. Ha un alto valore sociale il servizio Telegram, presentato oggi in municipio a Treviso, che consente alle persone non udenti di lanciare un SOS in caso di emergenza. Ciao a tutti, servizio emergenza Telegram collegato con la polizia locale di Treviso. Incidenti, furti, truffe, ma anche abbandoni di rifiuti o parcheggi abusivi negli stalli dei disabili. Dare la possibilità alle persone sorde di lanciare un SOS avvisando direttamente la polizia locale. A Treviso, prima città in Veneto, il progetto è stato concretizzato grazie ad un canale su Telegram, nota app di messaggistica. Siamo anche orgogliosi di questo nuovo servizio perché il Comune di Treviso e il Comando di Treviso è il primo della Regione Veneto. Quindi è un'app estremamente importante, anche semplice nel suo funzionamento, però le persone sorde di Treviso ma anche della provincia che vengono a Treviso potranno segnalare tutti i problemi, sia quelli urgenti come può essere un incidente, il furto, un'auto che parcheggia nello stallo invalidi, che ad esempio l'abbandono di rifiuti o l'abbandono di animali. Quindi un'app inclusiva che speriamo possa essere utilizzata il più possibile da queste persone. Grazie a questa app, in caso di emergenza, le persone sorde potranno dunque rivolgersi e dialogare direttamente con la polizia. Il presidente dell'Associazione Emergenza Sordi, Luca Rotondi, ha ringraziato l'amministrazione e la polizia locale. Prima questo non era possibile, non sapevamo come muoverci in situazioni di emergenza e finalmente, grazie a questo servizio, anche nelle situazioni di emergenza possiamo gestirci. L'associazione ha anche predisposto dei cartoncini per aiutare la comunicazione tra persone sorde e operatori di polizia in caso di necessità, ma anche delle mascherine con una finestra trasparente che consente a chi non sente di leggere le labbra. A Treviso sono 800 i sordi residenti, ma il servizio sarà a disposizione di un numero maggiore di persone. A Treviso ovviamente convergono anche molte altre persone della provincia, anche turisti, per cui tutti quelli che sono a Treviso, quindi non solo i residenti, potranno usufruire di questo nuovo servizio che partirà già da domani. Adesso le notizie dal Bellunese. La cronaca ruzzola in una scarpata durante un'escursione in montagna in località Villa di Pieve dal Pago. È successo a un 53enne soccorso dai vigili del fuoco di Belluno assieme ai colleghi del gruppo Speleo Alpino Fluviale e volontari dell'Alpago. L'escursionista è stato stabilizzato e trasportato in barella fino al campo sportivo, dove è stato caricato a bordo dell'elicottero per il trasferimento in ospedale. Il SUEM, per disposizioni interne, non ha riferito il codice di gravità dell'intervento, ma certamente è stato un intervento delicato per poter portare in salvo questo escursionista. Adesso vediamo, a proposito di soccorsi, a proposito di attività delle forze dell'ordine, la prima prova di funzionamento del centro di coordinamento e soccorso ospitato al 14° nucleo elicotteri dei Carabinieri. È scattata alle 9:30 di oggi al centro di coordinamento soccorsi ospitato nella sede del 14° nucleo elicotteri a Belluno l'esercitazione che ha testato la validità di un sofisticato software chiamato Mercurio, che innalza la qualità operativa di tutte le componenti del sistema di protezione civile in caso di emergenza. Nuovi computer, nuovi server acquistati grazie al contributo di Fondazione Cari Verona e lo sviluppo di un nuovo programma elaborato dal CED della Prefettura. Una persona che ha bisogno, un sindaco per esempio, chiama in sala operativa, l'interlocutore che risponde al telefono, dotato adesso di cuffiette e di computer nuovi, registra sul sistema Mercurio, si chiama così il sistema, i dati di questa segnalazione. Poi in base al tipo di intervento il programma prevede già una serie di casistiche, circa 30, il sistema in automatico smista questa segnalazione mandando una copia a tutti gli enti coinvolti. In sala operativa oggi l'allenamento si è svolto con un test che ha riprodotto uno scenario sulla scorta dell'esperienza maturata con Vaia. Circa 130 le richieste processate nella giornata, che si è conclusa con un'attività di monitoraggio e di valutazione delle criticità.
oggi il centro coordinamento soccorsi è questo e quindi deve essere perfettamente funzionante. Abbiamo investito dei soldi in attrezzatura tecnologica, informatica, ma con l'idea chiara di poter trasferire l'intero centralino e l'intera dotazione nel nuovo CCS. Ed eccolo il rendering della nuova struttura che sorgerà all'ex Toigo, sede del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco, 800 metri quadrati per la cittadella delle emergenze che sarà il fiore all'occhiello della protezione civile. Previsione, prevenzione, non solo gestione dell'emergenza sono aspetti assolutamente importanti e la prova ce l'abbiamo avuta qui a Belluno. Le esercitazioni come quelle di oggi servono appunto per affrontare in tempo di pace eventuali situazioni di criticità, eliminandole in modo tale che quando poi c'è l'emergenza vera non si riscontrino più questo tipo di criticità. Un furgone pirata ha investito in retromarcia un pullman di linea ed è scappato. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi al Peron di Sedico. Il pullman della Dolomiti Bus diretto ad Agordo ha riportato danni, ma fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Vistosamente danneggiato il cristallo anteriore del mezzo, come vediamo in queste immagini. Indagini in corso per risalire l'identità del conducente che si è dato alla fuga. La politica cittadina adesso, il Consiglio Comunale Fiume di Palazzo Rosso di oggi, è un Consiglio Comunale nel quale è parso chiaro lo sfaldamento della maggioranza. Insieme per Belluno aveva dichiarato in una nota che avrebbe votato contro la delibera attraverso la quale si sarebbe dato il via libera alla costruzione di un nuovo supermercato in luogo dell'ex distributore Agip tra via Vittorio Veneto e Piazzale della Resistenza, e il sindaco Massaro ne ha annunciato il ritiro. Sarebbe stato un suicidio politico andare sotto, palesemente, nell'aula consigliare che dopo 2 anni di chiusura ha nuovamente riaperto le sue porte al Consiglio Comunale. Ma il dissenso in aula all'interno della maggioranza è proseguito, sempre con Insieme per Belluno, che alle prossime elezioni candida a sindaca della città l'attuale vice di Massaro, Lucia Olivotto. La decisione della Giunta di non costituirsi parte civile in sede penale sulla vicenda della gara del gas non ha soddisfatto il consigliere Massimo De Pellegrin. C'erano i tempi per decidere per un atto dovuto nei confronti dei cittadini, del comune e dei suoi dipendenti, ha dichiarato. Prima della pausa del pranzo, da Palazzo Rosso è uscita l'ordinanza che riporta la pace in Piazza dei Martiri e in via Roma, dopo l'avvio dei lavori stradali lungo la traversa sud del Campedelle che in questi giorni hanno creato dissapori fra i commercianti delle attività in centro. Fino al termine dei lavori è stata sospesa temporaneamente l'area pedonale sulla traversa centrale della piazza, riaperta al traffico con effetto immediato. Nel pomeriggio in Consiglio Comunale la riunione è ripresa per le votazioni singole delle 74 controdeduzioni al piano di assetto territoriale. I consiglieri del PD hanno dichiarato il non voto dei singoli punti alla votazione finale del documento. Compatti sull'astensione gli 8 consiglieri di Insieme per Belluno. La delibera è passata. A proposito di comune e di amministrazione, i ricordi dell'ex sindaco di Belluno Maurizio Fistarol finiscono in un volume. Fistarol, perché l'idea di questo libro? Ma l'idea di discutere di quegli anni, di discutere delle 1000 realizzazioni fatte e soprattutto delle idee che stavano dietro quelle realizzazioni. Si intitola Maurizio Fistarol, un sindaco e l'alba della Seconda Repubblica, il libro scritto da Adriana Lotto che racconta in modo piacevole la storia amministrativa e parte di quella politica di Maurizio Fistarol all'inizio degli anni 90. L'amministrazione comunale di Belluno, la base di partenza di tutto, ma anche i problemi ancora aperti. Il nord-est, l'euroregione alpina ancora attualissima, l'idea del federalismo e di una politica diversa in Italia. La sua esperienza amministrativa ha dato una svolta a questa città che poi improvvisamente si è fermata. Sì, in parte è così, anzi io credo sia proprio così. Alla fine del mio mandato c'è stata una grande voglia di ritorno al passato, che ha vinto, e poi soprattutto si è persa nel corso degli anni quell'ambizione che noi avevamo, che era l'ambizione di mettere questa città al centro di relazioni e di essere protagonista. Durante l'amministrazione Fistarol, Belluno parlò con tutta Italia e in tutta Italia si parlava di Belluno. Circostanza oramai sbiadita, spiega l'ex sindaco del capoluogo che alla vigilia delle prossime elezioni invita i candidati a riprendere in mano quella sfida. Magari di discutere anche gli errori che sono stati fatti, perché no, ma non di accantonare semplicemente quello che noi in quegli anni abbiamo fatto
e soprattutto di accantonare, ripeto ancora una volta, l'ambizione che non era un'ambizione campata per aria, ma era fondata sulle potenzialità di questa città che poi non si sono espresse. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo, bel tempo e clima da primavera inoltrata. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 aprile. Sul Veneto fino al primo mattino sarà piuttosto nuvoloso in pianura, poi a seguire nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o velato ovunque dal pomeriggio. Anche sui monti sarà via via sgombro da nubi. Temperature in aumento, anche sensibile e dunque molto gradevoli, minime tra 3 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Di notte possibili foschie o locali nebbie nelle valli e in pianura. Temperature minime tra 6 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si alterneranno schiarite e annuvolamenti anche intensi che localmente potranno attenuare il soleggiamento. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.